Beh, di chi è stata l'idea del bacio? Mario Parise. Perché questa è una cosa. Il bacio è stato registrato ed è realmente quello di Mario Parise, non è il mio. Parise, ci ho messo anche un a parte vabbè Parise è un pacchiotto di grossa taglia. Ma io non lo sapevo. Ma io ogni volta infatti la canzone, qua ci fanno anche le risate, cioè veramente dicevo, io ogni volta la canzone la faccio ascoltare fino alla fine, perché sto bacio finale secondo me, sai quando ci metti la ciliegina sulla torta, ci sta proprio a pennello. Le inventa tutte. C'era un'altra cosa che volevo dire, me la sono dimenticata, dopo appena lo rivedremo mi ritornerà in mente, perché volevo dire qualcosa ma la sono dimenticata. Va bene, senti, il telefono squilla, quindi io direi di prendere le telefonate perché poi ci dobbiamo fermare in pubblicità. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì, ciao, sono Elenia, la cugina di Daniele Gaiano. Ciao Elenia, come stai? Bene, tu? Io bene, grazie, bene. Innanzitutto ti devo dire che ti seguo sempre su Instagram. Grazie. Sei stupendo. Grazie, sei gentilissimo. Niente. Sei di? Niente. Di Catania. Ok. Volevo salutare mio cugino Daniele Gaiano. Sì. E poi sua moglie che gli manda anche un bacio. Ok. E poi gli volevo dedicare una canzone. Quale? Non lo so. Dopo gli mettiamo. Senti, com'era? Aspetta. Tu sei a fine domuno, te lo dico io, perché questa che o mi dicono con quella gonna corta o tu sei a fine domuno. No, non è questa. Se mi dai il cuore, quella che abbiamo appena ascoltato? No, sento il vivo, non me la ricordo. Sente vivo, sì, sente il vivo, sì. Da parte di sua moglie. Il cuore che mi scoppia, sento. Sì, questa. Ok, con piacere. Va bene, grazie. Va bene, cara. Grazie. Ciao, Ilenia, carissima. giusto? Ciao Ilenia. Ok. Ciao Ilenia, ciao. Ciao, un bacio, ciao. Un bacione. Ciao. No, perché sai, quando ogni volta Mary con quella gonna corta, perché è soprannominata così. Normalmente quelle che conoscono sono tutte quelle, però esatto. Ci sta anche come questa ragazza Elena che conosce pure brani molto più bella questa. Credo che dà più soddisfazione. Bellissima, una cosa bellissima proprio, come no, certo. Di più rispetto a quelle magari che conoscono tutti. All'inizio, se ti ricordi il Parise, quando cantavo all'inizio, le prime serate che facevo, cantavano solo quella canzone, tutte le altre canzoni non le cantavano mai. Anzi, adesso fortunatamente tutte le diciamo altre. che il boom di Angelo, c'è sempre la canzone che fa il boom, no? E poi pian piano vengono, è una bellissima cosa, anche perché comunque poi vuoi o non vuoi entrano nella mente anche gli altri. Ecco, bravo. Quindi è sempre molto piacevole secondo me. Va bene, rispondi, va? Pronto? Buonasera, vorrei parlare con Angelo. Aiuto, mi sta per partire Buonasera. Buonasera. Salve signora. Sono Agata della Sicilia. Agata dalla Sicilia? Sicilia dove? Prima Adrano. Adrano. Provincia Catania. Come sta signora? Tutto bene? Dammi del tu, dai. Come se posso, se lei mi permette. Non mi fare morire la signora. Tranquillo. Come si chiama? Come ti chiami? Agata. Ok, Agata. Ok. Aspetta, prima di tutto ti faccio dei complimenti che sei bravissimo di tutto quello che fai. Grazie di cuore. Hai un cuore grande e umile. Un artista deve avere queste esigenze, diciamo. Grazie. E tu ce l'hai abbastanza. Grazie di cuore, grazie veramente tanto. Io ti auguro una buona carriera, tutta in gamba, ti meriti una statua d'oro proprio. Addirittura. Sì. Grazie di cuore. Lo sai perché? Ora te lo spiego subito, perché tutti anche i piccoli cantano le tue canzoni. Hai capito? Sì. E già li sai imparare. I bambini per me stanno al primo posto, stanno proprio al primo posto, quindi è la cosa più bella da vedere, cioè è la cosa più bella proprio da sentire, anche da vedere, certo. Cioè vederli cantare comunque, cioè i bambini proprio un'emozione pazzesca. Certo, perché capisci, quando una canzone entra nei bambini allora quello è un successo per forza, è vero. Grazie comunque dei complimenti. Ascolta, mi fai ascoltare una canzone per piacere? Quale? Agata, devi ascoltare dal telefono, non dalla TV. Bella, una canzone bella. Una canzone bella o è bella? No, è bella quella canzone, sì. È bella? Sei bella, sì, è in parte.
Ehi bella, Sì, ti sì. pensi già spiegato col tuo corpo da modella. Per me sei Io ti impossibile, saluto. con te voglio fare amore. Ma va impazzire, non mi era mai successo, proprio mai. Ehi bella, ti ho regalato il cuore forse meno di un momento. Io che giocavo sempre con le donne ero tremendo. Bella così, io non ne ho viste mai, davvero mai. Anche Bravo, bravissimo. Grazie. Grazie a te di esistere. Addirittura. Carina, Grazie a la lei, signora. signora. Sì, sì. Grazie ancora. Buona carriera e buona serata. Saluta tutto lo staff. Grazie di Grazie. cuore, una buona giornata e tante belle cose. Salve. Ciao. Altrettanto. Grazie Ciao. ancora. Allora facciamo una cosa, siamo in ritardo, dovrei mandare la pubblicità, l'ultima telefonata e poi andiamo in pubblicità. Io ogni tanto sforo, non sforo. Rispondi, va? Pronto? Lo sapevo. Angelo! Con chi parlo? Oh. Sono Peppe! Ciao Peppe, come stai fratello? Tutto bene, sono Peppe del compleanno! Giuseppe, a Sì, Ciriale, sì. giusto? Sì, Angelo! Ah, questo è il ragazzo che gli ho fatto il compleanno 3 giorni fa da Ciriale. Come stai fratello? Tutto bene, Gioia? Sì, fratello, tutto a posto! Mi fa piacere che mi hai chiamato, che mi hai pensato e che mi segui sempre. A Cireale, detto? Sì, gli ho fatto il 18esimo 3 giorni fa. Oh, bella questa. Un bacio a tutta Cireale, salutiamo anche Cireale. Bene, bene. Grazie. Mi raccomando, sempre in bocca al lupo e quando vuoi, sempre in via stazione numero 59. Siamo sempre a disposizione. Blue va bene? Music. Oggi avevo chiamato a zio Mario, però mi trovo occupato ora. Mandagli un messaggio su WhatsApp che lui non risponde. Mario mai alle parla chiamate. sempre al telefono e ogni tanto libera il telefono, no Mario? Io non lo so. Se va. lupacchiotte se lo mangiano, lo zio Mario. No! Va bene, Va bene, Peppe. fratello. Ciao Angeletto, Ciao, Gioia. Ciao bello. Ciao, Gioia. Ciao, ciao. Angeletto, ciao. Va bene, Angelo, senti, dobbiamo fare una cosa. Aiuto, devo chiudere il telefono, me l'ero Sì. dimenticata. Dobbiamo andare in pubblicità. Ok. Torniamo tra poco. Ciao. Ciao. Bella radio. Angelo Famao insieme a noi alle prese con il cellulare. Sei un famao, proprio poco famao. Abbiamo il Mario Parise che si vede. Ciao Parise, vuoi salutare? Fai il bacio. Buonasera a tutti, ciao, guarda chi c'è là. Sì, ciao. guarda. Allora Angelo, eccoci. La vuoi smettere di stare col cellulare? Sei un cellulomane dipendente Ma te. così non va bene, non è più bello così? Vuoi parlare così? Bello, mi piace. No, senza eco perché sennò sembri Vabbè, tipo c'è in il mio fonico piazza. personale qui, Sonny, che... Vabbè, ci pensa lui. Tutto live. Ti tengo il microfono chiuso di qua. Applausi, c'è qua di tutto. Massimi del cuore Squilla il luce. telefono. Vai. Aspetta, vediamo chi abbiamo in linea. Pronto? Sì, buonasera, Agostino Jacopo. No! Vita mia! Spieghiamo un attimo chi è. Ecco, spieghiamolo. Il grande Lupacchiotto. Allora, No. Agostino Jacopo Sì. sarebbe quella persona, ok, che ai tempi, intanto è nata un'amicizia molto... Mi senti, Ago? Sì, certo. Allora, ai tempi con Agostino è nata un'amicizia molto stretta, ok? Ok. Molto forte. Sì. Dopodiché è stato lui che mi ha messo in contatto tramite Fabrizio Corona, dove Ok. abbiamo firmato un contratto. Sì. Oggi mi fa pure da manager Agostino. Sì. E a parte questo mi tratta pure da fratellino proprio, quindi devo ringraziarlo a lui, tutto il suo staff, la Genesis e tutti coloro che comunque lavorano per lui, anche se a volte mi fa un po' di guai. Però lo voglio Diciamo bene. che è l'imprenditore della Genesis, lo possiamo Sì, dire. sì. Ciao Agostino, No, è benvenuto. l'imprenditore della Calabria. Della Calabria. Buonasera, Benvenuto. buonasera a voi, a tutti i siciliani, buonasera a tutti. Buonasera. Grazie, ciao. Come stai innanzitutto? Bene, grazie a Dio, sempre in gamba con Angelo Famao, stiamo veramente facendo i numeri, stiamo lavorando molto bene. Complimenti del vostro conterraneo. Sì, Angelo Famao è una nostra bella soddisfazione, lo possiamo dire a 360 gradi ad alta voce. Contentissimi del grande successo che ha e che speriamo continuerà ad avere, ma sicuramente per avere un ottimo successo c'è bisogno anche di una squadra abbastanza forte. Bisogna pure dirlo. Certo. Assolutamente Importante. sì. Gente dietro Va che bene. lavora e che insomma crede soprattutto in Angelo Famao. Ecco.
Siamo una bella squadra, siamo tanti e grazie ad Angelo, grazie alla sua professionalità, al suo saper fare, insomma stiamo andando abbastanza bene, veramente tutti. So che ci sono tanti bei programmi per questa stagione invernale, non solo, una stagione estiva che si aprirà alla stragrandissima. Assolutamente sì, abbiamo tanti progetti, alcuni li abbiamo già messi in moto, altri sono in cantiere, stiamo lavorando insieme a Mario Parise, il suo produttore, che è il numero uno, insomma, secondo me, non solo della Sicilia, ma del Sud Italia. Sì, su Parise lo possiamo dire, guarda, se li sta prendendo tutti. No! Il Mario è quasi... Vieni qua. Grazie Agostino. Ecco, ciao Mario. Fratello, lo sai che il Lupacchiotto è un po' timido, quindi lui in queste situazioni un po' si sente, sai come? Guarda, sta arrossendo. Dai, non me lo fate arrossire. No, Mario, no. Va bene, Agostino, noi ti ringraziamo per questa sorpresa che hai fatto. Grazie qui a voi. Speriamo di risentirti per presto. Avermi dato spazio e di ringraziare pubblicamente ad Angelo Famao per il suo impegno e la passione che sta mettendo, insomma, nella nostra struttura. Grazie veramente. Grazie a te, cuoricino, ci vediamo presto, anzi domani o dopodomani, non so. Domani. Ciao bello, ci sentiamo dopo, va bene? Di nuovo buonasera a tutti, buonasera. Ciao Agostino, ciao. Oh, queste sono le cose belle, vedi come, insomma, sono soddisfazioni anche queste, perché la tua squadra... Ma ti sei messo in contatto te? Non sei messo in contatto nessuno? Rispondi al telefono, va. Pronto? Tesoro. Chi è? Ciao. Angelo, ciao. Chi è? Chi sei? Allora, sono Maria Giovanna. Oh, un'ascoltatrice straordinaria. Ciao, di Maria Bella. Giovanna. Ciao tesoro. Che bella oggi con la coda, dai. Grazie Gioia, grazie tesoro. Grazie bella. Come stai? Angelo, sono contenta che sei lì nella radio perché sei un bravissimo cantante, dai. Grazie. Canzoni, come diciamo noi alla Catanita, spacchiose. Eccola che brava. Grazie di cuore. Brava Maria Giovanna, hai ragione. Che bella cosa. Veramente sono bellissima, hai fatto la game over. Ora c'è l'altra anche molto bella che mi piacerebbe ascoltare. Tu sei importante. No, quella è Se mi dai il cuore, quella nuova. Se mi dai il cuore, la nuova canzone. L'hai fatta andare in onda, però. Sì, ora dopo metteremo Tu sei a fine d'Omunno, poi metteremo I Bella. Non so se arriveremo a mettere l'altra canzone Ti amo, la metteremo pure. Non so se riusciremo a mettere anche l'altra, quella che avevano richiesto prima, Sento e Vivo, esatto. Insomma, mo ci pensiamo noi a dedicarti un bel brano d'amore. Bravo, dedicato a tutto il mio amore, Giovanni Stuppia, la mia vita. Va bene, carissima. Ci pensiamo noi, ok? Mi fatti vedere, sei molto bella con la cotina oggi. Grazie. Ho il telecamerista, come lo chiamo io, ci penso lui a fare le inquadrature oggi. Angelo, sei bravissimo, molto bene, complimenti, sei il numero uno. Grazie di cuore, lei gentilissima. Siamo contenti che anche hanno chiamato quelli di Reggio Calabria, Napoli ti ascoltano. Sì. Veramente sono contenta della nostra radio. Forza, almeno qualcosa della Sicilia che si muove bene. Sì, ecco, andremo sempre avanti. Bella radio e bella TV. Grazie ancora di cuore. Grazie Maria Giovanna. Salve signora, buona serata. Con tutto il cuore. Angelo, a te ti saluto e Mary un bacione grossissimo. A te Maria Giovanna un bacio grande. Grazie, ciao tesoro. Un bacio. Ciao, tesoro. Ciao bella, ciao. Vedi quando arrivano le telefonate carine, è sempre molto bello questo. Allora, io ora pian piano cercheremo di mettere i brani, non so cosa riusciremo a mettere. Quale vuoi mettere adesso? Ehi bella, te pensi già spogliato? Prima però prendiamo una telefonata? Sì. Dai, rispondi. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Chiamiamo da Catena Nuova. Con chi parlo? Chi siete voi ragazzi Lupacchiotti? Come vi chiamate? Ma non ci siamo in linea con Bella TV? Sì, sei in linea su Bella TV, devi ascoltare dal telefono, non dalla TV, perché in TV arriva dopo un pochino di tempo. Quindi devi ascoltare dal telefono. Vai, rispondi di nuovo Angelo. Lupacchiotte, ci siete? Sì, forse ce la faremo. Ragazze? Sì? Ci sentite? Spero piano. Pronto?
Pronto, brava, metti piano la TV, ascolta solo dal telefono perché in TV arriva con il ritardo. Vuoi parlare? La famiglia Nicolosi. Non ho capito. La famiglia Nicolosi. Famiglia Nicolosi, ok. Famiglia Nicolosi, buonasera, da dove chiamate? Da Catena Nuovo, giusto? Non sto pazziando. Ce la faremo? Ci senti? Lupacchiotte, mi sentite? Ci sentite? Dovete ascoltare dal telefono, non dalla televisione, perché Se poi- dici. Se puoi mettere la canzone di Angelo Famao, Se mi dai il cuore. Va bene, tra un po' la mettiamo, Lupacchiotta, va bene? Va bene, ti ringrazio, ciao Angelo. Ciao Lupacchiotta! Un bacio, ciao. Allora, Un bacio, ciao Mary Milani, un bacio. ciao bella, un bacione. Ciao bella, ciao. Ciao Gioia. Allora, per tutti coloro che chiamano, che magari ci seguono in televisione, ragazzi, l'audio della TV arriva in ritardo, quindi dovete ascoltare dal telefono perché è immediato. Invece in TV lo sentite dopo, ok? Quindi vi prego, ascoltate dal telefono. Rispondi. Pronto? Sì. Con chi parlo? Abbassa il volume della televisione. Ciao, Lupacchiotta! sono Angela. Ciao Angela! Ciao, io vorrei farti dedicare una canzone a mia nipote, Silvia. Ah, Silvia per Silvia. Ok, che canzone? Una canzone, l'ultima canzone che hai fatto. Se mi dai il cuore? Sì, Ok, con piacere. ok? Ok, un ok. bacione, ciao cara. Ciao Angela! Ciao. Angela, ciao. Ok, allora secondo me ci riusciremo prima o poi a far capire a tutti che devono ascoltare dalla televisione. No, scusate, dal telefono, no dalla televisione. Mi sono rimbecillita pure io. Telefonata, dai, andiamo, rispondi di nuovo e poi andiamo in musica. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Ciao, sono Karen, Ciao Karen, da dove chiami? da Siracusa. Ah, da Siracusa. Sai che forse domani, il Parise, domani saremo a Siracusa, forse, vero? Sì, domani sì. Sì, perché il Pandetta ci ha pressato per andare, anzi salutiamo il Pandetta che fino a poco fa eravamo insieme, cioè che domani farà il videoclip a Siracusa, quindi domani saremo lì. Comunque, tutto bene cara? Sì, intanto voglio che mi saluti in diretta il signore Leandro Basilica. Non ho capito, perdonami. Saluto? Salutami in diretta Leandro Basilica. Leandro Basilica, ti abbraccio Sì. forte. Ecco, grazie. La prima e è fatta. poi Figurati. sì, e poi volevo che potete mettere la canzone Mi conviene amarti, anche se un po' vecchiotta. Addirittura. Ok. Vedi come si chiami? Conviene amarti sempre Karen. di più, perché vivo solo se ormai ci sei tu. Ho capito che sei qualcosa di più, un po' di più. Mi conviene Bellissima. amarti. Ah, bella questa. Ok. Grazie. Grazie Karen, ti Ciao, mandiamo Saluto cara. tutti, ciao. Ciao, ti abbraccio. Ciao. 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 Allora, blocchiamo per il momento le telefonate, ritorniamo noi tra poco insieme ad Angelo Famao, anche perché insomma so che c'è in previsione l'uscita di un nuovo lavoro. Sì. Ci sono tante belle novità, ne parleremo Sì. tra pochissimo, continueremo a prendere le vostre telefonate. Mi hai chiesto è bella, giusto? Sì. È bella? Sì. È bella? Sì. È bella? Sì. Sei sicuro? La mandiamo? Arriva, dai, presentala, fai lo speakers della Vai situation. Lupacchiotti per voi direttamente da Italia 1. No! Questa è Bella TV, ancora Direttamente da meglio. Bella TV e Bella, il Lupacchiotto Angelo. Ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella. Bella radio. Siamo ritornati. Aspetta, scusa. Tarari e tararà. E tararà. Te lo ricordi questa canzone? Grande Gigi Doug. Quelli erano i tempi degli anni 90 in cui c'era la musica dance. Semu Pes. Va bene, comunque. Prima di andare avanti e di continuare a prendere le telefonate, una cosa molto importante che volevamo dire è che finalmente ci sarà il nuovo lavoro discografico di Angelo Famao a, diciamo, primavera. Primavera, sì. Si presume tra marzo e aprile. Chi decide? Blue Music? Sempre il Parise. Parise? È lui che comanda. Smettila di rispondere al telefono. Ah, ok. in diretta, dove vediamo?
cioè, ma sicuro si fa i vocali in diretta, cioè, ma Saluto vai. mia mamma, in diretta. Ah, è la mamma, Ciao, mamma. signora mamma, Ciao. buonasera. Signora mamma. Pacchiotta, rispondi. Ciao, con chi sei? Mamma, sei in diretta? Siamo su Bella Radio. Sono in diretta, certo, e anche da lontano tu mi fai essere in diretta, ok? A posto. Ciao. Salve signora mamma. No, ora parla 5 minuti. Ciao. Ma dai, ti prego, buttatelo fuori, No! ma così. Ma anzi no, signora mamma. Una volta mi ha fatto, cioè, sai io quando ti mia mamma? Sì, lo so, perché già me l'hai detto una volta e mi hai anche molto fatto sentire becca, tra virgolette. Quindi state zitto che te prendo a bastonate. Mi fa bene, ma hai quasi l'età di mia mamma. Ma ti prego! Cioè, ma io non lo so, va. Non capisco se prenderla in bene o in male in questo caso, però. Non ci pensare. No, vabbè, facciamo miglior finta. cosa. Va bene. Dicevamo, Sì. marzo-aprile l'uscita del nuovo album. Si sa già qualcosa, bene o male? Vuoi svelare qualcosa o non vuoi svelare proprio niente? Perché altrimenti io non ti faccio Il problema nessuno. è quello. Il problema è quello. Quale? Che il titolo del disco lo possiamo svelare? No. Io questa era la domanda che ti volevo fare. Tu ci sei arrivato Possiamo senza che lo svelarlo? dicevo. In anteprima assoluta su Sì. Bella Radio e su Bella TV sveleremo il titolo del nuovo lavoro discografico di Angelo Famao. Aprite bene le orecchie perché ufficialmente l'album di Angelo Famao si intitolerà. Fatemi un rullo di tamburi, gentilmente, dalla regia, perché qua vogliamo il trio del traghe, del trube, del papapè, poporapè. Non si sta capendo niente di tutto chi dove stai dicendo, perché ci segue dalla campagna, ho appena detto, non si sta capendo niente da tutto quello che sto dicendo. Il nuovo lavoro discografico di Angelo Famao si intitolerà niente poco di meno che, penso proprio che, sicuramente sarà... Vi svelo un segreto. Veramente? Sì. Che presentazione con tanto di tamburi. Vi Bellissima. svelo un segreto, chi ha avuto questa idea? Sempre il Parise? E tu sei stato d'accordo? Sì. Ah, perché lui se le spara così, tipo come Sì. mai, perché, non perché, sei di Milano? Tu gli hai chiesto se lei è di Milano. Ecco, lo sapevo io. È sempre un quesito questo. Il nuovo album si titolerà? Vabbè, si chiamerà Vi svelo un segreto, a posto. Ecco, bello, il momento cazziculo è proprio venuto fuori a 360 gradi. Bella questa cosa. Quanti brani ci saranno? Penso sempre 8. 8 brani. Sì. Rispondiamo al telefono dopo, perché li stiamo lasciando troppo in attesa. Ok, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Dovrei fare una dedica a un bambino Nicolas tu disco? Nicola De Prisco? Sì, tu disco Nicolas. Da Nicolas. parte da papà, da Piero tu disco. Perfetto. Perfetto, ok. Adesso va bene. Angelo gli dedica qualche brano, ok? Sì, grazie. Poi devo mandare anche un saluto grosso a Nino Dore e a Diego Marilla. Perfetto. E a Piero. Va bene. Salutiamo i lupacchiotti tutti quanti. Grazie, una buona serata. Ciao cara. Grazie anche a lei, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera. Senti, qua mi stanno arrivando messaggi del tipo: è troppo buono, è troppo colì, è troppo colì. Devi salutarmi Rossella che sta provando a chiamare, non so se prenderà la linea. Ciao Rossella. Sua sorella Maria Grazia. Ciao Maria Grazia. E rispondi al telefono. Pronto? Sì, pronto? Con chi parlo? Ciao Angelo. Ciao. Chi sei? Sì, sono Alessia di Paternò, provincia Ciao di Alessia, Catania. come stai? Tutto bene, tu? Io sto bene, grazie. Sto bene. Ringraziando Dio. Si è capito che sta anche bene? sì. Ecco, sta bene, Sì, scusa, sta stai bene, benissimo. ok. Sto bene. Dici tutta Alessia. Voglio salutare il mio cognato Daniele. Sì. Ok. Un bacio forte ad Angelo e auguri per i tuoi successi. Grazie di cuore, grazie. Che ti segua da quando non eri nel campo della musica. Ah, E come lo nel scovevi campo scoperto? dell'autolavaggio. Ecco. No, faceva video su Facebook, quindi io li condividevo. Hai visto che bella cosa, hai visto? Grazie comunque sì. di cuore, grazie cara. Ok, un bacio. Ti abbraccio, un bacione pure a te. Una buona serata. Grazie anche a te, ciao. cara. Ciao. Poi, prima di fermarci in musica, perché qua il tempo sta volando, sono già le 18:53, ci tratteremo un po' di più. Rispondi? Pronto? E ci ha messo in attesa.
complimenti. Ci ha messo in attesa! Non ci avevi preso la linea! Ci ha messo Io spero solo che non abbia bloccato il telefono. Non so se quando ci mettono in attesa ci bloccano. Forse ci bloccano, vediamo. Pronto? Ci hanno bloccato la linea. Va bene, facciamo che mandiamo il brano Tu sei a fine domunno, che qua Prima voglio mandare pure qualche saluto. Certo. Ok. Ci tengo a salutare il mio cugino Sebbi. Sì. Che non so se mi starà ascoltando. Lo salutiamo. Salutiamo il Nino Marchi pure, di nuovo Concetto Cardi. Vabbè, il Paese è qui che ci sta guardando naturalmente. Vabbè, ma lui si è anche fatto vedere, quindi immagino. Diamo un grosso bacio pure a Luca Bacio. Ciao Lupacchiotto. Ciao Lupacio! E il mio amico Gianni che mi starà guardando, gli mando un mega bacio forte forte forte. E la Maddalena e aiutami, ricordami pure qualche E che nome. ne so? Mario, tu. Filippo. Filippo Grasso, Lupacchiotto, se mi senti, che poco fa mi hai appena chiamato, ti abbraccio forte, fratello. A proposito di appena chiamato Maddalena, non so perché mi è venuta una domanda da fare. Sì. Si sta avvicinando San Valentino. Sì. 3 giorni, arriva il 14 febbraio. Sì. Come passerai questo San Valentino? Angelo Famao, una domanda la faccio io perché sicuramente in tante lo chiedono. Angelo Famao con la fidanzata, senza fidanzata? Allora. San Valentino cosa farà, cosa non farà? Facciamo cortile. Ti svelo un altro segreto. Io non sono fidanzato da 2 anni e mezzo. Oh, ecco, ragazze, questa è vi svelo un segreto. No! Vi svelo un segreto. Da 2 anni e mezzo che non sono fidanzato, questo San Valentino lo passerò al lavoro. Eccola qua. Beh, questa è la cosa più bella, guarda. Lavorerò per gli innamorati. Lavorerai quindi. per gli innamorati. Che bella cosa. Chissà che il prossimo anno magari non sei innamorato pure tu. Può essere. Insomma, arriva quella che ti fa. Mi fai girare la testa. Ti fa girare la testa. Senza bisogno di avere Ho una una gonna voglia corta, matta però, di- E poi sei. Purtroppo la gonna corta ha fatto un casino, quindi. Quella ci deve stare, ho capito. Capisci che poi gli dai il tuo di fa sempre cuore. quel pizzico di. La ciliegina sulla torta, abbiamo capito. Rispondi al telefono, guarda. Pronto? Pronto? Con chi parlo? Con Anna. Ciao Anna. Ciao Angelo. Come stai? Bene, tu? Mi fa piacere. Io sto bene. Da dove chiami? Da Reggio Calabria. Ah, Reggio Calabria. Quanti anni hai? 14. Ah, hai visto? Ma sei tutta la bella Reggio Calabria. Grande Reggio Calabria, grande Reggio Calabria. Io amo la Calabria. Anzi, sai che No. forse, sempre se Mario Parisi ci dà il consenso, farò un tatuaggio. Proprio su. Che ne pensi? Niente, signor Parisi? è matto, capito? È matto. Perché la Calabria, a me la Calabria ha portato tanto successo, tanta fortuna, tanto lavoro e soprattutto tante soddisfazioni. Quindi sono delle cose che rimarranno indelebili. È Quindi normale, c'è sempre un. poi sono un tipo strano, la mattina mi alzo e faccio la qualsiasi cosa. Quindi Quella già- che ti passa per già la ci testa. sto pensando a questa cosa. Vedi? Possibilmente domani mi alzerò e mi troverò la Calabria sul braccio. Anna, volevi dire qualcosa, Angelo? Sì, mi piace assai. Ecco. Te lo seguo da tanto giorni da Instagram. Ecco, Instagram Brava, ormai è diventato Lupacchiotta. un po' il. L'ho tagato pure che da quando ho messo quella storia. Quale? Quello che ho fatto il video quando era in diretta su Bella Italia, Bella Radio. Bella TV, no? Bella Italia, Bella TV, Bella Radio. Bella TV. Sì, siamo qua. Va bene, Angela, vuoi salutare mia sorella? Ciao Certo. Angela, ciao! Ciao amore mio! Vi amo! Anche io! Ah. Adesso vi dedichiamo Tu sei a fine domunno, ok ragazze? Ok! Ciao, Ciao. Lupacchiotte! Ciao amore mio! Ciao. Anche il bacino, vedi, a posto del Parise il bacino è meglio quello lì, no? Vabbè. Parise, insomma. Senti che la mandiamo Tu sei a fine domunno e poi torniamo? Ok. Che poi non so se dopo sarai di là, perché dopo ti mandiamo nello studio 3 noi, Addirittura. Come Come siete eleganti qua dentro. Tanto. Torniamo tra poco. Aspetta, scusa, ti avevo chiuso il microfono. No! Adesso ce l'hai aperto. Scusami, Famao. Grazie. Famao. Sì, Mi senti? sì, Forte e chiara? sì. Arrivo? Sì. Che stai facendo? Sapessi. Sapessi. Smetti di usare il telefono in diretta. Malo Sembra uomo. la mia ex professoressa. Io? Famao, il telefono non si Il usa. telefono non si usa. Anche a me me lo dicevano. Sai che mi Però sono, era sai all'epoca che dei mi sono no. diplomato? Sì? Sì. Anch'io. Non so come, però ce l'ho fatta pure io. Per diplomarmi ho dovuto andare 5 anni nell'auditorium della scuola. Però alla fine
alla fine è servito. Ogni sacrificio? Certo. È stato un sacrificio cantare. 70, immagino, no? Io con 61. Ah, complimenti. Ecco, va bene, quindi state zitto e stai contento del 70. La foto non si può tagliare, che l'aria. Deve eliminarla. Cioè, guarda lui con tutte le guarda, Qui a casa mia. Aspetta, perché c'è Sonny che sta facendo vedere un po' le foto che abbiamo qui dietro. A casa mia. Ok, qui a Palermo. stai raccogliendo il gelsomino? Sì. No, lavoravo con i fiori. Ah, ok. Angelo Famao ha fatto anche questo nella vita. Tutto. Qui cerca di abbottonare la camicia, cerca di svergognato. No, ma quella è stata una foto rubata. Ah, qui mi sono messa in posa. apposta, appositamente. Dove eri qua? A Gela. Che stai facendo? Ero di matrimonio, non mi ricordo. Qui stavo pensando. Fai anche questo? Rispondi al telefono, va, che è meglio. Pronto? 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 Sì, pronto, volevo parlare con Angelo Famao. Aspetta che te lo chiamo, Angelo. Un attimo che lo chiamo, un attimo. Ecco. Angelo? Ecco. Angelo, ci sei, Angelo? Ecco, rispondi per favore. Pronto? Pronto? Ciao cara. Ciao, sono Vanessa di Augusta. Ciao Vanessa, come stai? Ma sei bellissimo, te lo giuro. Ma sei gentilissima, Vanessa. Allora, ti devo dire che sei piccolo, ma sei un grande. Grazie. Spacca tutto, proprio tutto. Grazie. E un'altra cosa, io ti seguo, ma tu non mi rispondi mai. Come ti chiami che ti rispondo subito immediatamente? Vanessa Urgi. E fu così che tutti aggiungono Allora. Vanessa. Aspetta, è perché io non ho tempo a volte di guardare Instagram. i messaggi. Vai su Instagram. Allora, Vanessa Urgi. Urgi con la G? U-R-Z-I. Ah, Urzi. Urgi, sì. Vanessa Urzi. Hai la foto bionda? Ah, qua, Angelo. Sì, bravissimo. Brati che Madonna, sono troppo contenta, te lo giuro. dal 2002 che mi mandi messaggi? Bravo. Dopo 20 anni. Ciao Vanessa, siamo in diretta, ti saluto. Ciao, Lau. Sei bellissimo Ti ho proprio. mandato un video, Vanessa, ok? Va bene, ok. Madonna, questo è per me. Come? Grazie. Perché? Per te. A posto. Ciao, Lupacchiotta. Ciao, un bacio. Ciao, Lupacchiotto, sei bellissimo. Ciao. Ciao. E fai morire così. Bello, sei assai. Ecco, tutti questi baci che sono arrivati li possiamo tagliare e mettere in una canzone. Facciamo ritaglia l'audio, va bene Parise? Grazie. Angelo, No! la devi smettere per favore. Rispondi al telefono, vai. Già concetto mi conosci. Sì, pronto? Pronto? Sì, volevo parlare con Angelo Famao. Aspetta Ciao, che te lo chiamo. sono Te lo Angelo. devo chiamare. Mi rovino tutto. Pronto? Ciao carissimo, sono Angelo. Devi mettere, Oh. sì, devi mettere la televisione piano e ascoltare dal telefono. Sì. Ecco. Ciao fratello, sono Angelo, mi senti? Sì, pronto? Mi senti? Sì, ciao, sono Paolo. Ciao Paolo, come stai? Io bene, tu? Sto bene, grazie. Da dove sto chiami bene. Paolo? Da Gela. Da Ah, Gela. da Gela. Com'è il tempo a Gela? la Si mia gela. città. Oh, la mia battuta idiota, scusate. Che tempo fa a Gela? Si gela, devi rispondere. Il tempo è buono. No, Buono, si buono, gela. buono. Vabbè. Guarda che a Gela fa sempre tempo buono. Sì, vabbè, ma è una Sempre battuta simpatica. Va bene, a Che posto, tempo Mary. fa a Gela? Si Ma una cosa, gela. Mary. Ridi alla mia battuta, Sì. va bene, Lupacchiotto? Mary, fai una cosa. State zitto. Non per comando, Mary. Parla 5 minuti come microfono. Lo sto facendo. Ok, va bene Paolo, ti abbraccio fratello, ci vediamo presto a Gela. Ciao, Bene? ciao. Ciao Paolo. Ah, ce l'abbiamo fatta. E come no? Com'è il tempo a Gela? Si gela. Rispondi al telefono. Pronto? Sì, pronto? Pronto, qui chi parlo? Ciao, sono Ilenia. Un attimo che le passo d'Angelo. Sì, pronto? Pronto? Ecco, è arrivato. Sì, ti sento. Ah, ok. Ciao Elena, come stai? Bene, tu come stai? Io bene, benissimo. Ma te lo posso dire una cosa? Come no? Siamo qui per parlare, quindi dimmi tutto. Ma ti mando sempre messaggi su Instagram, ma non mi rispondi mai. Aggiungi anche a dire
Aspetta un attimo, come la ti lista chiami? delle ragazze che non ha mai risposto Angelo Famao su Instagram. Volete avere una risposta? Telefonateci. Come ti chiami, cara Ilenia? Come? Ile Greta 06. Anzi, no, ho sbagliato, Ile Gre 06. Diamo anche il numero di telefono eventualmente. Se me lo vuole dare, perché no? Ile Gre 06. Non trovo nulla. Tutto unito? Sì. Ci facciamo 1,5 kg di fatti di Angelo Famao e le conquiste in Rai 06. Non lo trovo. Aspetta un attimo, come fai di cognome? No, non ce l'ho il cognome. Sì, no, prego, continuate pure con la vostra conversazione. Non c'è problema, noi nel frattempo ci facciamo 1,5 kg di fatti vostri. Prego. Giusto per... Ile con la Y. Ecco, sei un ignorante, 2000, era quella del 2002, capito? Aspetta, a te cosa apposta. Ecco. Vabbè, Angelo Famao, insomma, che dobbiamo fare? Che qua... Bisogna... Ah, perfetto, ok. Perfetto, ok. Va bene, Ilenia, contenta? Almeno una volta ogni tanto lo puoi rispondere, no? Mi fai contenta. Anche tu che mi cerchi tu dal 96, non dal 2000. Okay. Arriveremo all'85 quando ancora non era nato. Ciao Ilenia, ti abbraccio, siamo qui su Bella Radio. Ciao Lupacchiotto. Ciao Lupacchiotta. Eccola, acchiappiamo. Ciao. Non telefonate più per Instagram, per favore, perché veramente non ce la possiamo fare. Chiudetegli il microfono. Rispondi al telefono. Pronto? No. Pronto? Con chi parlo? Angelo Famao. Sì, sei con Angelo Famao, devi mettere la televisione piano però. Un attimo, Te lo chiamo, Angelo, devi rispondere al telefono gentilmente, grazie. Sì, pronto? Con chi parlo? Anastasia Berlingeri. Ciao Anastasia, come stai? Mi fa piacere. Reggio Calabria? Sì. Ok, tutto bene Gioia? Sì. Bene, adesso ti dedichiamo un brano anche a te, ok? Come no? Quale ti piace di più? È l'ultimo. L'ultimo? Se mi dai il cuore. Ascolta, ma possiamo cantarlo qui in diretta l'ultimo brano? Sul palco? Ok. Ok, Ilenia, Ilenia, sì. Ti salutiamo. No, Ilenia, non mi ricordo. Miriam. Va bene, un bacio, ciao Miriam. Ciao Lupacchiotta. Ciao, buonasera. Buonasera. Ok, Angelo, blocchiamo le telefonate perché adesso ce ne devono ascoltare un altro. No, dopo. Okay. Facciamo Ti amo e poi dopo rispondiamo alle ultime chiamate dallo studio 3 e concludiamo con il live. Ok. Sei d'accordo? Sì. 3, 2, 1, l'accendiamo? Vai. Ti amo? Vai. Sicuro? Come no? La vuoi cambiare? No. Aiuto del pubblico, 50-50, definitiva, verde. Andiamo. Io direi 100-100. Va bene. Bella, unica nel suo genere. Bella Radio. E noi siamo rientrati in diretta, ancora un buon pomeriggio a tutti i nostri belli di Bella, sono le 19:24, un pomeriggio firmato Angelo Famao, diamo la linea allo studio 3 perché lui si è trasferito dall'altro lato, mi senti? Buonasera. Mettiti al centro, Famao. Sera, come stai? Aspetta un attimo, posso togliere il giubbotto? Che così. Sei proprio uno svergognato, perché non te lo levavi prima? Te lo devi togliere in diretta per farti guardare, fammi capire. Adesso mi sposto Svergognato. No, vabbè, la telecamera è su di me, non ti preoccupare. Nel frattempo che Famao si denuda, tra pochissimo canterà live il nuovo brano che l'avete richiesto in tantissimi, quindi tra poco le telecamere saranno solo ed esclusivamente su di lui. Nel frattempo potete continuare a chiamare perché adesso un po' altre 2-3 telefonate le prenderemo, quindi 095 87 39 658 il telefono. Ma ovviamente se mi del cuore lo giuro che ti innamorerai, farò di te una regina, la mia donna. Ma se mi del cuore ti giuro niente più chiederò, io voglio averti vicino a me per sempre. Non sto pazziando né, vuoi stasera con me, insieme faremo invidiare la luna. Bravo! Rispondi al telefono. Pronto?
Non mi bloccate la linea perché mi arrabbio. Pronto, sei in diretta, chiunque tu sia fai pronto. Mi sa che ci hanno bloccato la linea. Pronto? Niente. Bene, ci hanno bloccato la linea e di questo siamo contenti. Angelo, ritorno da te nel frattempo sperando che chiunque sia che ha la chiamata... Vabbè, ecco, vediamo se ce la facciamo. Rispondi? Pronto? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Sì, ma la sento piano. E tu la senti piano di... Sì, aspetta, avevo il volume basso, rispondi adesso. Mi senti, cara? Pronto? Ok, adesso ti sento forte e chiara. Da dove chiami? Da Paternò. Da Paternò. Parlo con... Sofia. Sofia. Ciao Sofia, quanti anni hai? 16. Come stai? Tutto bene, tu? Io sto bene, grazie. Anzi, da 2 minuti mi è appena arrivato il mal di gola. Cioè, vai possiamo risolvere fuori. questo problema gentilmente? Vai La chiami fuori. una dottoressa gentilmente per risolvere il problema? Grazie. Ti volevo richiedere un video su Instagram dove mi saluti. Subito, dov'è il telefono? Aspetta. E questa è diventata la nuova mania del programma. Cara Lupacchiotta, come ti chiami? Ho dimenticato? Sempre Sofia. Sofia come mia sorella. Sofia come? Sofia Parisi. Ma Mario è parente tua per caso? Scusa, no? Per faccio Parise. 123. Scusa, hai ragione. Sì. Ok, aspetta, ti mando un bel messaggio. Ah, pure tu che... Lei ti scrive dal... No, dal 23 agosto, quindi da poco, da recente. Ok, dai. Ok. Facci sto video, per favore. Ciao Lupacchiotta, ti salutiamo qui da Bella Radio. A presto, ciao. Contenta Sofia? Ok. Sì, grazie mille. Prego, ciao tesoro, un bacio. Prego, cuoricino, ciao. Da domani ci sarà la mania del sei stato aggiunto una storia Angelo Famao e tutto. Ecco, a noi piace, con il Parisi ci piace fare sempre delle cose innovative, delle cose un po' pazze. Quindi abbiamo inventato sta cosa. Ecco, ora chi ci saluta ti mandiamo un messaggio su Instagram. da domani tutti me la fai il saluto? No, solo in diretta su Bella Radio lo facciamo sta cosa la prossima volta. Senti, prendiamo l'ultima e poi ci salutiamo e ricordiamo un po' di cose. Rispondi? Pronto? Pronto, Francesco? Ciao Francesco. Angelo, scusa. Angelo, buonasera. Ciao, sono Mirko. Sei Mirko? Angelo, scusa. Mirko, devi ascoltare dal telefono, non dalla TV. Abbassa il volume della TV, ascoltaci dal telefono. Mary, sono Mirko Fusto. Ah, Mirko Fusto, ciao! Che piacere! Io non sento nulla. Davvero contenta. Grazie. Come stai Mirko? Tutto bene? Io bene, Angelo, tu tutto Mi bene? fa piacere, io sto bene, fratello, grazie. Complimenti per la tua carriera. Grazie di cuore, fratello, grazie di cuore. Dove sei? Di Catania, complimenti giusto? per la nuova canzone, sì, di Catania. Grazie di cuore. Mirko, ti mando un bacio grandissimo. Anche io, ciao Mary. Ciao. Ciao Mirko. Angelo, se potevi dedicare una canzone per un grande amico mio Gaetano Speranza, una tua a piacere. Ok, quale dedichiamo Mary? Quale dici? Salutiamo adesso tra un pochino con Se mi dai il cuore. Ok. Va bene Mirko, un bacione grande. Un bacione, a presto. Ciao Mirko, ciao fratello. Ciao. Buonanotte, compadre, voglio bene. Buonanotte. Va bene, allora Angelo, io chiudo le telefonate perché abbiamo tema. Che stai facendo con là? Ma quello è pazzo, mi smonta tutto. Angelo Famao alle prese con l'asta microfonica. Va bene, dopo averla rotta. È fasulla? Sì, è fasulla. L'abbiamo. bravo, questo. Questa è. Arriva. No! Non ce la posso fare. Senti, prima di andare in conclusura, in conclusura, e salutarci con il brano nuovo, Se mi dai il cuore, ricordiamo un po' quello che sta succedendo. Marzo-aprile abbiamo detto l'uscita del nuovo lavoro discografico che abbiamo oggi svelato in anteprima, anche titolo dell'album. Sì. Vi svelo un segreto. Questo sarà il titolo del nuovo album di Angelo. Quota? Che quota è? 8? 7? Non mi ricordo. 8. Ecco, me lo ricordavo io. 7-8, ero un po' così, col punto interrogativo. Quindi, ottavo lavoro discografico firmato ovviamente Blue Music. Sempre Blue Music. Ci sarà poi, comunque lo presenteremo sicuramente. Ci sarà qualcosa di nuovo? Se mi fidanzerò lo pubblicherò.
No, Dondero, sto parlando dell'album. Sempre lui. Ci sarà qualche brano nuovo all'interno? Sì, certo. Quindi se mi dai il cuore è l'ultimo brano, l'ultimo singolo che hai fatto venire fuori prima Penso dell'uscita. il penultimo, perché vorrei fare uscire un altro prima dell'album. Ah, vedi, sempre amoroso? Come? Sempre amoroso. Mi senti? Sei sempre solo amore, sempre solo amore, sempre. Ecco. Noi cantiamo e parliamo sempre. Stai bene? Messo lì in quel modo? Sì, sono parcheggiato con le 4 frecce. Mi sta divertendo tantissimo questa cosa, ti sto prolungando apposta. Vero? Sì. Senti, comunque ora a parte tutto, ci sono tantissimi eventi, so che hai tantissime feste in giro per insomma stai lavorando molto fuori, stai viaggiando, belle cose. Ringraziando sempre Dio, sì, dai. C'è qualche evento in stiamo lavorando veramente tanto. So che ci sarà un altro abbiamo preso nuove zone soprattutto, come la Sardegna, tutta la zona di Lecce, Avellino stiamo spopolando, e saremo di nuovo in Germania, di nuovo in Svizzera la prossima settimana dopo il sold out che abbiamo fatto. Comunque nuove zone, nuove belle situazioni. Roma, saremo pure a Roma, saremo pure a Torino e dopo non mi ricordo, credo. Senti, prima di salutarci, Napoli, vero? Napoli, saremo pure a Napoli, abbiamo preso 2 feste a Napoli. Saluta tutta la Campania che ci guarda in Salutiamo TV. tutta la Campania e tutti i lupacchiotti e le lupacchiotte napoletani e napoletani. E i siciliani ovviamente, perché tutta la Sicilia sempre. E un'altra cosa volevo dirti, so anche che c'è in previsione possiamo lanciare solo questo piccolo pietralina che hai detto, aspetta che te lo ripeto, possiamo lanciare questa piccola pietra senza però andare troppo a dire, perché questo poi magari sarà dopo. Diciamo che succederà qualcosa di molto bello con Angelo Famao, di molto grande, molto bello, insieme al Mario Parise che mi ha svelato prima qualche segreto, però insomma ci sarà qualcosa, appena ci sarà quel qualcosa diremo era questo quel qualcosa di cui abbiamo parlato quella volta. Brava. E poi lì si dirà vi ho svelato il segreto. Hai capito? È tutto collegato. Hai capito? Lui ci aveva già studiato che oggi in questo programma avremmo fatto questo discorso. Vi svelo un segreto. Vuoi sapere che cosa mangia sempre il Parise? Cosa mangi? Prosciutto crudo o bresaola e rucola. Sì, e a volte un po' di grana. Sempre e solo quello. Poi mangia quello, primo non ne mangia, secondo non ne mangia. Allora la bresaola fa da secondo, la rucola fa di contorno e il grana fa di primo. Voglio dire, ti piace Marisa? Abbiamo capito che sei con Parise. Hai capito, guarda, siccome io mangio l'antipasto, il primo e il secondo, tutta la situazione, tutto lo strip di Fonzi. Scusa, lui fa sport rispetto a me e fa uno sport estremo, quindi insomma. Possiamo sapere qual è lo sport del Parise? No, lui non è lo sport. No, è uno sport. Lui faceva a livello agonistico, adesso lo fa da professionista. No! Angelo, io ti faccio i miei complimenti. Grazie davvero, a perché come sempre mi diverto tantissimo. Ciao Franco, buonasera. Ti faccio i complimenti soprattutto per quello che stai realizzando e ti auguro sempre il meglio, perché sono sempre molto contenta quando i nostri artisti, lasciatemela passare, siciliani, camminano, soprattutto perché sei bravo e sei rimasto sempre così come sei stato da quando ti ho conosciuto. Questa cosa mi fa tanto piacere, che non sei salito sono un po' sempre su. 1,80 m. Esatto, vero, sì. Quindi sono contenta, continua così, ti aspetto. Okay, ti aspettiamo. Grazie. E noi questa sera ci salutiamo con il tuo live, giusto? Sì. Vuoi salutare qualcuno? Mi sento tanto quella. Vuoi salutare qualcuno? Sì? Vuoi salutare qualcuno? Ho già salutato tutti coloro che dovevano essere salutati. Se dimentico qualcuno, perdonatemi, ma ho la memoria corta. Fai video su Instagram, va bene? Rispondi su Instagram. Pazienza. Mario Parise, vuoi salutare? No. Come mai? Ma sei di Milano? Sei troppo romantico. Va bene, grazie anche al Mario Parise. Angelo Famao, io ti ringrazio e ci salutiamo. Grazie a te, Lupacchiotta. Angelo Famao.